da Nicoletta e oggi sono in un vero antiquariato, difatti si vede la polvere, un divano che non so che epoca risale e i quadri del mio carissimo amico che adoro. Ecco la pillolina, parla del muro. In un deserto aspro e roccioso vivevano due eremiti. Avevano trovato due grotte che si spalancavano vicine, una di fronte all'altra. Dopo anni di preghiere e di feroci mortificazioni, uno dei due eremiti era convinto di essere arrivato alla perfezione. L'altro era un uomo altrettanto pio, anche buono e indulgente. Si fermava a conservare con i rari pellegrini, confortava e ospitava coloro che si erano ripersi e che stavano fuggendo. Tutto tempo sottratto alla meditazione e alla preghiera, pensava il primo eremita, che disapprovava le frequenti mancanze dell'altro. Per fargli capire in modo visibile quanto fosse ancora lontano dalla santità, decise di posare una pietra all'imboccatura della propria grotta ogni volta che l'altro commetteva quella che secondo lui era una colpa. Dopo qualche mese davanti alla grotta c'era un muro di pietre grigio e soffocante e lui ne era stato murato all'interno. Talvolta intorno al cuore costruiamo dei muri, con le piccole pietre quotidiane dei risentimenti, le ripicche, i silenzi, le questioni irrisolte, le imbronciature. Il nostro compito più importante è impedire che si formino i muri intorno al nostro cuore e soprattutto impedire di diventare una pietra in più nei muri degli altri. Cosa significa? Quante volte creiamo delle pietre con le critiche, con i giudizi, con i pregiudizi, considerando di venire traditi o tradendo persone che ci hanno dato tutto, casa, fiducia, lavoro. E tu? Quali sono le pietre che hai creato attorno al tuo cuore? Invidie, gelosie, l'idea di dire lei ha tanto, io poco, l'idea di dire chi si crede di essere, l'idea di criticare, l'idea di creare zizzania, l'idea di prendere senza averne il diritto, l'idea, che ne so, quali sono i muri? Quali sono i muri che stai ergendo? E come puoi lasciare il cuore aperto? Perché più lasci il cuore aperto, più, come dice il mio saggio papà, se ho il cuore e le mani aperte, ok che esce ma anche entra. Sii disposto a lasciare la porta spalancata, il cuore aperto e le cose arrivano, perché quando il cuore è unito alla mente i risultati arrivano. Leggevo oggi un bel messaggio che dice: si dovrebbe avere il cuore in testa e la mente nel petto, così da pensare con amore ed amare con intelligenza. Porta la mente al cuore e il cuore alla mente e vedrai risultati unici. Ciao! A te, ciao!